Amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino. A sfidarsi oggi saranno l'Under 17 del TF Sporting Club contro l'Under 17 del Fada Football Club. Subito si propone in avanti il TF che parte subito aggressivo. Ricordiamo che questo qua è il secondo match di giornata giocato al velodromo Paolo Borsellino. Poco prima di questo match si è giocato quello tra l'Under 15 del TF e l'Under 15 del Ciaculli. Match vinto dal Ciaculli con il risultato finale di 4-0. Gioco momentaneamente interrotto, si aspetta il via del direttore di gara che arriva adesso per poterlo riprendere. TF che subito nei primissimi minuti si è proposto in maniera pericolosa in zona d'attacco. Ma ecco che arriva subito la risposta della squadra ospita, pallone che però finisce facile tra le braccia del portiere della squadra di casa. Si propone nuovamente il Fada davanti. I giocatori della squadra ospite lamentano un fallo, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Nel frattempo prova a costruire un'azione interessante a livello offensivo il TF. Subito grande intensità sin dai primissimi minuti di gioco. Giro palla in zona difensiva del TF che prova a costruire un'azione interessante sulla fascia destra, pallone intercettato però dal Fada. Pallone che finisce in fallo laterale, dura botta per il giocatore del Fada che è costretto a stendersi momentaneamente a terra. Pallonata abbastanza forte. Gioco momentaneamente fermo. A causa di una forte pallonata che ha ricevuto il numero 9 Zocco Mattia. Scusa, il numero 8 Raffaele Alessandro. Nel frattempo il gioco riprende.
palla in fallo laterale in favore del Fada. Sbaglia tutto però e regala il pallone al TF, che può così ripartire, ma pallone intercettato dalla difesa del Fada, che respinge lontano. Rimessa laterale in favore del TF. TF prova a proporsi in avanti, pallone che viene recuperato dal Fada, che prova a ripartire in qualche modo. Nel frattempo palla nuovamente tra i piedi del TF e poi spedita in fallo laterale. Nel frattempo palla interessante del Fada, sbaglia il cross o forse calibra male il tiro. Fatto sta che la palla finisce in maniera molto facile tra le braccia del portiere del TF. Fallo commesso da parte del TF. Attimi di discussione sul punto di battuta che ritardano di qualche secondo in via dell'arbitro. Tre giocatori sul punto di battuta per il Fada. Lancio lungo a cercare il compagno in mezzo e palla che finisce però facilmente tra le braccia del portiere, che decide di rinviare subito per cercare subito i compagni proposti in avanti. Scatto da parte del TF sulla fascia sinistra, pallone recuperato dal Fada. Lancio lungo calibrato male, palla che finisce in fallo laterale in favore del TF. Palla battuta subito da parte del TF, che prova a proporsi offensivamente sulla fascia sinistra, cross in mezzo che però viene intercettato, e poi nuovamente provato il tiro dalla distanza da parte del TF, pallone che però finisce nettamente sul fondo. Sicuramente un avvio di gara molto convincente da parte della squadra di casa, che ha cercato più volte la via del gol, mostrandosi sin dai primi secondi del match molto aggressiva. Ed è nuovamente possesso di F. La squadra di casa conquista il primo calcio d'angolo del match. Battuta corta, poi cercato il cross
pressing alto da parte del TF che recupera il pallone e spreca un'occasione interessante davanti, ma continua a essere possesso TF, che si guadagna un altro preziosissimo calcio d'angolo. Pressing molto alto da parte del TF che finora sembra star pagando, regalando non poche occasioni interessanti alla squadra di casa. Nel frattempo alla bandierina chiamano lo schema. Lancio lungo a cercare i compagni in mezzo, pallone respinto dalla difesa del Fada, che può provare ora a ripartire. 1 contro 1 là davanti, nel frattempo arrivano anche gli altri compagni. Difesa del TF che sembra riuscire a metterci una pezza, guadagnandosi anche un fallo. Per il TF che batte lungo in cerca dei compagni proposti in avanti, pallone intercettato di testa al Fada. Nel frattempo il Fada continua a proporsi in avanti nuovamente, trovando però davanti a sé un buon numero di giocatori a difesa della porta del TF. Fallo fischiato in favore del TF. Possesso TF che prova a costruire un'azione interessante, ma viene calibrato male il passaggio. Adesso la palla è del Fada che prova ad infiltrarsi nelle retrovie della squadra di casa. Batte veloce nel frattempo il TF. Cambio gioco, prova ad avanzare sulla fascia destra la squadra di casa, risultato ancora sullo 0-0. Entrata in scivolata pulita da parte del difensore della squadra ospite, che però concede la rimessa laterale al TF. Lamentano un fallo nel frattempo i giocatori della squadra ospite. Per l'arbitro però è tutto regolare. Sarà comunque palla del Fada per la rimessa laterale. Palla che si va ad infrangere sulla testa dei giocatori del TF, che provano nuovamente a ripartire. Passaggio calibrato male, palla di nuovo restituita agli avversari, ma nuovamente recuperata dal TF e nuovamente recuperata dal Fada, che può provare a costruire la manovra che potrebbe portare allo sbloccare del match.
palla recuperata dal TF. Attimi di grande tensione tra le due squadre, continui batti e ribatti, cambi veloci di possesso, match che già dai primi minuti di gioco prometteva alta intensità e che la sta dimostrando a tutti gli effetti. Nel frattempo tentativo di cross murato, Zocco prova a servire il compagno in mezzo, però riesce a guadagnarsi un calcio d'angolo. Si presenta Raffadale alla bandierina. Batte lungo, pallone che però finisce facilmente sulla testa dei difensori del TF che allontanano. Arbitro fischia un fallo in favore del Fada in una posizione molto interessante. Il giocatore alla battuta si aspetta solo il via del direttore di gara. Via che arriva adesso. Battuta lunga. Pallone che finisce tra le braccia di Veilu Weiland. TF prova a costruire un'azione offensiva sulla fascia destra, cercando il cross che però finisce sul fondo. Fada che prova a costruire un'azione offensiva stavolta sulla fascia sinistra del campo. Nuovamente possesso Fada che prova a servire il compagno in avanti. Palla che però torna nuovamente in possesso TF. Pallone interessante per il TF che cerca il lancio lungo in profondità, a cercare il compagno, troppo lungo però a finire facilmente sul fondo. Rimessa per Meli, che cerca la soluzione con il compagno più prossimo. Nel frattempo nuovamente palla tra le braccia di Meli. Match sicuramente che non pecca di intensità, ma nonostante questo ancora inchiodato sullo 0-0 nei primi 20 minuti. Nel frattempo il Fada si propone in avanti sulla fascia sinistra. Fischio dell'arbitro.
Sarà calcio di punizione per il Fada. Aspetta il via del direttore di gara che arriva adesso. Battuta a cercare i compagni in mezzo. Pallone respinto. Sarà calcio d'angolo in favore della squadra ospite. Calcio d'angolo a cercare i compagni in mezzo, che si va ad abbattere però la testa della difesa del TF. Nuovamente palla proposta in avanti, finisce però facile tra le braccia di Velio, che riparte subito, fa ripartire subito i compagni sulla fascia sinistra. TF pericoloso davanti, prova a ritagliarsi un po' di spazio per tentare il tiro. Giocatore a terra del TF, il gioco continua nel frattempo sulla parte destra del campo. Ancora possesso TF, che propone palla in mezzo, palla che scappa tra le mani del portiere del Fada, che fortunatamente poi ci mette una pezza. Finora grande proposta offensiva da parte del TF, che però a cui però è mancata concretezza negli 11 metri. Nel frattempo altra azione del Fada davanti, che prova il tiro, che si va ad abbattere però su un giocatore del TF. Nel frattempo continua la proposta offensiva del Fada, palla che però va a finire troppo alta. Sarà dunque rimessa dal fondo per Velio. Tempo ancora proposta offensiva del Fada, pallone di nuovo tra le braccia di Velio. Attimi di protesta che arrivano dalle due panchine. Momento di pressione del Fada, che momentaneamente chiude il TF nella sua area difensiva. Nel frattempo TF che prova a proporsi nuovamente sulla fascia sinistra. Cerca il passaggio in mezzo, ma trova l'attenta difesa del Fada, che respinge e favorisce la ripartenza da parte dei compagni. Fada lamenta un fallo, ma l'arbitro prosegue.
pressione per il TF, con la sempre più alta pressione da parte della squadra ospite. Che porta la squadra di casa ad uscire dalla propria area con non poca fatica. Nel frattempo prova a ripartire il TF sulla fascia destra, anche in questo caso il tentativo è murato. Si rimane dunque in zona difensiva. Fallo commesso dalla squadra ospite. Tempo pressing da parte del TF, che riesce finalmente ad uscire dalla propria area per tornare a proporsi offensivamente. Lancio lungo a cercare i compagni in area, però viene respinto e poi nuovamente recuperato dal TF. Bronzino tenta il cross in mezzo, trova uno dei compagni che propizia e poi Meli salta e allontana il pallone con le mani. Gioco un attimo fermo a causa probabilmente di uno scontro di gioco. Tutto fermo per ora. L'arbitro fa cenno di proseguire finalmente il gioco. Sempre pressing alto da parte del TF, che prova a sua volta a mettere in difficoltà gli avversari sin dalle prime fasi di costruzione. Attimi di scambio e poi fallo fischiato in favore del TF. Battuta corta. Il TF prova a cercare spazi per avanzare. Spazi che finora sono arrivati più sulla corsia sinistra rispetto che sulla corsia destra. Risultato alla mezz'ora ancora fermo sullo 0-0 per entrambe le squadre. Pallone nuovamente recuperato dal TF, che può provare a costruire, ma che sbagliando un passaggio regala nuovamente la palla agli avversari. Scambi di testa tra le due squadre, attimi di scambio intenso di possesso. Nel frattempo il Fada prova a proporsi nuovamente in avanti, palla che però viene recuperata nuovamente dal TF, che prova
a costruire un'altra azione che però va nuovamente a schiantarsi tra le linee difensive avversarie. Fallo in favore del Fada. Batte lungo il Fada alla ricerca dei compagni proposti in avanti. Palla che si va a schiantare nuovamente tra la difesa del TF, che può provare a ripartire. Palla recuperata nuovamente dalla squadra ospite. Che prova a costruirsi lo spazio per crossare in mezzo agli avversari, difesa però attentissima da parte della squadra di casa, che concede veramente poco e che prova a costruire un altro tentativo, sbagliando a calibrare però il passaggio, regalando di fatto la palla tra le gambe di Meli. Lancio lungo da parte del portiere della squadra ospite, che va a trovare il compagno che scatta sulla fascia destra e si trova momentaneamente a tu per tu con il portiere della squadra di casa, non riuscendo però a trovare l'istante per poter calciare in porta. Grande occasione da parte di D'Amico. Nel frattempo Raffadale alla battuta del calcio d'angolo. Lancio lungo a cercare i compagni in mezzo, pallone che finisce facile tra le braccia di Velio, che cerca il lancio lungo per propiziare l'avanzata degli avversari dei compagni proposti in avanti. Ancora possesso TF, questa volta sulla fascia destra, che prova a trovare il compagno, trovando però l'attentissima difesa da parte della squadra di casa. Da parte di entrambe le squadre grande intensità, ma nei fatti poche le chiare occasioni da gol, dovuto anche a una grande attenzione nella fase difensiva da parte di entrambe le squadre. Bronzino nel frattempo si propone sulla fascia di sinistra, cercando lo scambio con il compagno, che ottiene una rimessa laterale. Bronzino cerca in mezzo un compagno, Meli chiama il pallone e lo afferra tranquillamente con le braccia, prendendosi tutto il tempo a sua disposizione per poter permettere ai propri compagni di avanzare, cercando poi il lancio lungo. Palla che torna momentaneamente in mano al TF e poi di nuovo tra le gambe del Fada, che prova a proporsi in avanti, e nuovamente tentativo da parte del TF di proporsi in zona d'attacco, cross in mezzo, calibrato anche questo in maniera troppo imprecisa, che finisce facile tra le braccia di Meli, che decide di ripartire dal compagno più prossimo. Lancio lungo, attenzione al Sabba che prova a sfidare nuovamente le linee difensive del TF, scontrandosi però duramente
sull'attenta difesa della squadra di casa. Squadra di casa che adesso prova nuovamente a ripartire, prova a sbloccare il match, a trovare il guizzo vincente che possa effettivamente rompere la stasi dello 0-0 di questa partita. Altro lancio troppo impreciso da parte del Fada. Palla nuovamente in possesso della squadra ospite che spreca nuovamente però il pallone a disposizione e lo regala nuovamente al TF che prova di nuovo a costruire, a proporsi in avanti. Palla nuovamente recuperata. Pallone interessante per il Fada, ma l'arbitro fischia fuori gioco. Ricordiamo che prima di questo match si è giocato quello tra l'Under 15 del TF e il Ciaculli, partita vinta dal Ciaculli con il risultato di 4-0. Aspetta l'ok dell'arbitro per poter proseguire il gioco. Ok, che arriva adesso. TF che prova ancora una volta a proporsi sulla fascia sinistra, ma poi decide di ripartire dal portiere. Match che rispecchia il risultato attuale, lo 0-0. Un match molto equilibrato da parte di entrambe le squadre che sin da subito hanno mostrato grande intensità, ma che allo stesso tempo hanno mostrato anche grande attenzione a livello difensivo, concedendo veramente pochissime chiare occasioni da gol sia da parte di una squadra che dell'altra. Prova a farsi spazio il TF, provando a costruire dal basso, evitando lanci lunghi. Rischia un po' la difesa del TF, pallone che però viene accompagnato tra i piedi del portiere che decide di spazzare lontano. Palla però che continua ad essere in zona non particolarmente sicura per il TF, che però adesso prova a ripartire sempre sulla fascia sinistra. Attenzione a un possibile cross da parte del TF che prova ad accentrarsi, non riuscendo però a trovare il guizzo vincente. Lamentele da parte della panchina del Fada che vorrebbe il giallo. Nel frattempo però punizione in favore della squadra ospite. Mancano ormai pochissimi minuti al termine della prima frazione di gara, risultato ancora fermo sullo 0-0. Grande intensità ma allo stesso tempo poche le chiare occasioni da gol da parte di entrambe le squadre.
Si appresta alla battuta, nel frattempo il Fada che cerca di trovare il guizzo vincente magari di testa, ma il pallone è troppo impreciso e finisce tranquillamente sul fondo. Non devo in alcun modo impegnare Velio, che decide di appoggiarsi al compagno più prossimo. Nel frattempo attenzione alla squadra ospite che continua a cercare di proporsi da davanti, trovando però un'attentissima difesa da parte della squadra di casa che impedisce perfino di stare troppo tempo dentro l'area di rigore. Ripartenza da parte del TF che però spreca nuovamente un altro pallone. Continui scambi di possesso da parte di entrambe le squadre. Risultato inchiodato sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno mostrato grande intensità, ma allo stesso tempo molta difficoltà nella gestione efficace, diciamo, del pallone. Moltissime le palle sprecate da entrambe le squadre, che non riescono ancora finora a trovare il guizzo vincente, la possibilità di poter sbloccare la parità del match. Ci avviciniamo ormai ai minuti di recupero nel match. Probabilmente non un recupero sostanzioso, dato che non ci sono state particolari interruzioni nel gioco. Nel frattempo il Fada prova a scattare sulla fascia destra, a proporsi in qualche modo in attacco, sprecando, lamentando un fallo, lamentando un rigore che però per l'arbitro è inesistente e che quindi fa continuare il gioco. Comprensibili lamentele da parte della panchina della squadra ospite. Nel frattempo però la squadra di casa prova a costruire negli ultimissimi minuti, se non secondi di gioco, l'azione che possa in qualche modo fare andare una delle due squadre col sorriso negli spogliatoi. Momenti di alta intensità da parte di entrambe le squadre che vogliono andare negli spogliatoi con un risultato favorevole, provando a sbloccare proprio negli ultimi secondi la parità del match. Pallone troppo morbido, facile tra le braccia di Velio. Prova a ripartire nuovamente sulla fascia sinistra il TF. Duplice fischio dell'arbitro. Le squadre vanno negli spogliatoi con il risultato parziale di 0-0. Entrambe le squadre sin dai primi minuti di gioco hanno mostrato grande intensità, ma allo stesso tempo
Entrambe le squadre hanno peccato moltissimo in precisione, moltissime le palle sprecate da entrambe le squadre che hanno fatto rimanere il match ad oggi, ad ora, sul risultato di 0-0. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, che se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché non abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare.
ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con l'esordio di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi.
Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalle alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Rientrano in campo entrambe le squadre e sta per iniziare il secondo tempo tra l'Under 17 del TF e l'Under 17 del Fada Football Club. Risultato finora inchiodato sul risultato di 0-0. Entrambe le squadre hanno provato con grande intensità sin dai primi minuti di gioco a tentare di sbloccare il match, complici diverse imprecisioni da parte di entrambe le squadre, ma anche un'attentissima difesa da parte di entrambe le squadre. Il risultato rimane sullo 0-0. Nel frattempo mancano ormai pochissimi secondi al via del direttore di gara che darà inizio alla seconda frazione di gioco. Si parte con il secondo tempo di TF Fada. Subito il TF prova a proporsi offensivamente, cross in mezzo che però non trova i compagni in nero-rosa. Punizione battuta direttamente dal portiere, cercare lungo i compagni di squadra. Palla subito recuperata dal TF che rientra in gioco con la stessa intensità della prima frazione di gara.
Ricordiamo che prima di questo match, sempre qui al velodromo Paolo Borsellino, si è giocato quello tra l'Under 15 del TF e il Ciaculli, match vinto 4-0 per la squadra ospite. Nel frattempo continuano i rapidi scambi di possesso da parte di entrambe le squadre, che cercano in ogni modo di ritagliarsi uno spazio, il guizzo vincente, per poter sbloccare in qualche modo il match finora ancorato sul risultato di 0-0. Nel frattempo calcio d'angolo per la squadra ospite. Battuto in mezzo per cercare i compagni, colpo di testa che finisce però facile tra le braccia di Veliu. Palla che torna in possesso del Fada, che prova a proporsi offensivamente. Match finora in cui la parità regna, possiamo dire, sovrana, che potrebbe però essere sbloccato in qualsiasi momento da qualsivoglia episodio. Riparte il TF sulla fascia sinistra, provando a verticalizzare l'azione, cercando i compagni e proponendosi ancora, ma non riuscendo ad arrivare in tempo sul pallone. Nel frattempo rimessa dal fondo per Meli, che cerca la soluzione lunga per i compagni. Pallone però che finisce nuovamente tra i piedi del TF, che prova a costruire la manovra che possa portare all'azione vincente. Nel frattempo il TF prova nuovamente, viene stoppato, poi contropiede per il Fada, che può proporsi in avanti da solo davanti al portiere e che spreca una grande occasione. Zocco si ritrova praticamente un cioccolatino tra i piedi, che però spreca, mancando lo specchio della porta. Iniziano a scaldarsi gli animi di entrambe le squadre, un momento sicuramente concitato dove entrambe le compagini vogliono cercare di, prima dell'altra, sbloccare il match in modo tale da poterla gestire in maniera completamente differente.
frattempo errore da parte della difesa del TF, grande occasione da parte del Fada che spreca però nuovamente. Buona parata da parte di Velio che ci mette una pezza su un tiro però forse troppo debole da parte di Vella. Poi la difesa dell'Athletic allontana, la difesa del TF allontana. Velio batte corto. Grandi occasioni da parte del Fada in questi ultimi minuti. Si è proposto più volte in zona offensiva, costruendo delle occasioni sicuramente importanti, però peccando nettamente in fase realizzativa. Nel frattempo si propone il TF, palla che viene però allontanata, un fallo laterale in favore della squadra di casa che prova adesso a rispondere ai numerosi attacchi subiti da parte della squadra ospite. Tentativo di tiro murato da parte della difesa del Fada che poi può provare a ripartire con lo scatto del numero 9, ma la difesa del TF è attenta, decide di affidarsi al proprio portiere e di ripartire da lì. Pressing sempre più alto da parte del Fada che unisce ogni singola disattenzione della squadra di casa. Altro tentativo da parte del TF di proporsi in avanti. Un tuffo, però Meli recupera. Nel frattempo il Fada prova nuovamente a proporsi in avanti, sprecando però l'occasione e riprendo mai il passaggio. Tutto regolare per l'arbitro, si continua, possesso TF che si prova a proporre in avanti. Grande occasione però sprecata da un'imprecisione in un passaggio nell'ultima fase prima di arrivare in porta. Nel frattempo si prepara un cambio in casa TF. Pronto ad entrare il numero 18 Bosco Antonino. Entra anche il numero 14 Garofalo Michele dal lato del Fada. Rinvio da parte del portiere della squadra ospite, sempre a cercare i compagni più avanzati. Nessun fallo per l'arbitro, continua il Fada a proporsi in avanti, pallone che però finisce tra le braccia del portiere che rinvia subito in cerca dei compagni che si propongono in avanti. Messa laterale in favore del TF. Prova a cercare lungo i compagni. Pallone interessante per il TF in zona d'attacco. Recuperato però efficacemente dalla difesa del Fada, ma ancora possesso TF che spreca però un possibile cross.
conquistando però un'interessante rimessa laterale. Ancora palla TF in area di rigore, pallone spazzato in aria e poi facilmente tra le braccia di Melu, che decide di optare nuovamente per il lancio lungo a cercare i compagni proposti in avanti. I giocatori del TF lamentano un fallo per il duro contrasto di gioco di poco fa, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Tenta nuovamente il lancio lungo il portiere del Fada, alla ricerca dei compagni proposti in avanti, palla che però si concretizza in uno scambio di porte in porta facile tra le braccia di Velio. Arriva un altro cambio in casa del TF. Entrano il numero 14 Villardita Samuel e il numero 16 Sistori Davide. Palla recuperata, è molto interessante per il TF, che può proporsi in zona d'attacco, cross in mezzo che però di un pizzico troppo alto non riesce a trovare la testa del compagno. Ancora però possesso TF, che può nuovamente provare ad affondare tra le difese del Fada. TF che decide nuovamente di affidarsi a Velio. Pallone momentaneamente recuperato dal TF, altro momento di scambio rapido di possesso da parte di entrambe le squadre. Pallone che però adesso finisce in punizione in favore della squadra ospite. Batte lungo il Fada in cerca dei compagni proposti in avanti. Pallone che si va a schiantare sulla testa delle linee difensive del TF, che prova a ripartire, calibrando però nuovamente male il passaggio, regalando nuovamente il possesso al Fada, che poi lo cede nuovamente al TF e prova nuovamente a ripartire. Smessa laterale in zona interessante da parte del TF, che dopo essersi scrollato di dosso, il momento un po' più difficile, dove il Fada si è proposto molto in avanti, ha provato a dare qualche segnale, ma nuovamente possesso Fada da parte di entrambe le squadre. C'è sicuramente molta intensità, un giocatore del TF rimane a terra, comunque il direttore di gara decide di fermare il gioco. Il giocatore è rimasto a terra probabilmente nell'azione precedente, attualmente il gioco fermo.
Si prepara nel frattempo al cambio ed entra numero 20 Costa Giuseppe per il TF. Riprende il gioco nel frattempo, palla in possesso del Fada, che prova sulla fascia sinistra uno scambio, a costruire un'azione interessante, sbagliando nell'ultimo tocco e cedendo il pallone nuovamente al TF. Pochi effettivamente i tiri in porta pericolosi realizzati da entrambe le squadre, risultato che rispecchia effettivamente l'andamento del match di assoluta parità. Nel frattempo il Fada prova a costruire un'altra azione che però si va nuovamente a schiantare nella difesa del TF. Rimessa laterale per il Fada. Tentativo di tiro dalla distanza, troppo centrale, facile per Veli, che in 2 tempi ferma. E tenta il lancio lungo per favorire i compagni proposti in avanti, pallone che però finisce facile tra le gambe della squadra ospite. Rimessa laterale in favore del Fada, che prova a ripartire velocemente sulla fascia sinistra. Numero 10 che prova a destreggiarsi tra le linee difensive del TF, non riuscendo, ci vede di nuovo possesso TF che prova nel lancio lungo a beffare le difese della squadra ospite, non riuscendo ancora, possesso Fada che prova a costruire, stavolta sulla fascia destra, adesso prova ad accentrarsi, tiro murato per la difesa del TF, pallone finisce facile tra le braccia di Veli. Ancora occasione per il Fada di proporsi in avanti. Tutta la panchina del Fada in piedi per la trattenuta sul D'Amico. Nel frattempo però il TF continua a proporsi offensivamente. Fischio dell'arbitro, sempre più alta la tensione. Sempre più forti le proteste, soprattutto della panchina del Fada, che avrebbero voluto un provvedimento differente da parte del direttore di gara per la trattenuta sul campo. Rimessa dal fondo. Intervento falloso ai danni di un giocatore del Fada da parte del TF, anni che iniziano sempre più a scaldarsi sia in campo che soprattutto sulle panchine.
Punizione TF. Presta alla battuta per cercare i compagni in mezzo, non riuscendo però a trovare la spizzata vincente che possa mettere il pallone in rete e sbloccare la parità del match. Ancora 0-0 al 67esimo minuto qui al velodromo Paolo Borsellino. Invio lungo di Meli. Ancora palla TF che può sicuramente sfruttare una disattenzione da parte della squadra avversaria, che rischia l'autogol e che realizza quasi il gol del vantaggio, ma poco prima l'arbitro aveva fischiato l'interruzione del gioco. Esultanza mozzata al TF, che però prova a ripartire subito sul calcio d'angolo. Ancora il risultato sullo 0-0. Troncata sul nascere la gioia di Bosco, che aveva messo la palla in rete. Poco prima però l'arbitro aveva fischiato l'interruzione del gioco, dunque la rete non è valida, ma ancora Bosco che si propone sulla fascia destra, calibrando male però il passaggio, arrivando nuovamente la palla agli avversari che provano ora a scattare sulla fascia sinistra. Continua con il pressing alto il Fada, cercando di captare qualsivoglia disattenzione da parte delle retrovie del TF per potersi avventare sul pallone e possibilmente sbloccare in questo modo il match. Nel frattempo prova a costruire sulla fascia sinistra il TF, venendo però ampiamente bloccato dalle difese del Fada, che non si fanno in alcun modo trovare impreparate. Estremamente difficile da entrambe le parti sbloccare il match per entrambe le squadre. Nel frattempo il numero 15 del TF si prepara per entrare in campo. Tentativo di contropiede da parte del Fada. Iniziano ad essere sempre più intense le proteste, sia in campo che soprattutto nella zona delle panchine, specialmente quella del Fada. Giocatore a terra nel frattempo, probabilmente a seguito di un duro contrasto di gioco nell'ultima azione.
Ancora gioco fermo. Si prepara al cambio il TF, entra con il numero 15 Gilia Giuseppe. Nel frattempo tentativo di ripartenza da parte del TF che viene subito però disinnescato dall'attento Fada che si propone nuovamente in attacco, palla di nuovo recuperata dal TF. Rimessa laterale in favore del Fada che prova ancora una volta a proporsi in avanti, provando ancora una volta l'attentissima difesa del TF. Il risultato ancora fermo sullo 0-0, essendo quasi al 74esimo. Qualche squillo in più da parte di entrambe le squadre in questa seconda metà di gioco, ma ancora nessun guizzo vincente che ha regalato a entrambe le squadre la gioia del gol. L'unico guizzo che si è avvicinato a questa sensazione è stato il gol di Bosco, non convalidato in quanto l'arbitro aveva pochi attimi prima fischiato l'interruzione di gioco. Rimessa laterale in favore del Fada. Pallone intercettato di testa da parte della squadra di casa, che regala però nuovamente la rimessa laterale alla squadra ospite. TF che prova a costruire la manovra sulla fascia destra, cercando di verticalizzare, pallone che però finisce tra i piedi della squadra avversaria e poi nuovamente in mano al TF, occasione clamorosa da parte del TF che tenta il tiro e va a sbattere però contro il palo destro della porta. Partita ancora sullo 0-0, grande occasione da parte della squadra di casa per poter sbloccare il match. Ancora un'altra occasione per il TF che si propone nuovamente in avanti. Fada riesce però a recuperare il pallone e nuovamente a cederlo alla squadra di casa. Si riscaldano gli animi in campo. Alla battuta il numero 16 Sistoli Davide.
cerca il lancio lungo in cerca dei compagni in area di rigore, pallone che però finisce fuori, nuovamente gol annullato in quanto l'arbitro aveva fischiato la rimessa dal fondo in favore della squadra ospite. Palla ceduta nuovamente al TF che commette un errore molto pericoloso, concedendo una grande occasione al Fada che però non riesce a cogliere, regalando nuovamente il pallone tra le gambe della squadra di casa. In questi ultimi minuti di gioco gli scontri iniziano a essere sempre più vivi. Entrambe le squadre vogliono sicuramente lasciare il segno. Attenzione, tentativo di cross e poi gol! Arriva il gol da parte del TF che finalmente sblocca il risultato. La gioia da parte del TF che va a festeggiare con i suoi tifosi. Sblocca finalmente sul risultato di 1-0 il match in favore della squadra di casa. Cambia adesso la musica al velodromo Paolo Borsellino, il TF si porta finalmente in vantaggio e adesso sicuramente la partita cambierà volto. Possesso del Fada che subito prova a proporsi in avanti in precisione nel passaggio, ma ancora possesso Fada che può provare ad accentrarsi, sbattendo però sulla difesa attenta del TF, che ora dovrà prestare la massima attenzione per preservare il risultato di vantaggio. Continua il TF a proporsi in avanti, questa volta sulla fascia destra, pallone che però finisce in fallo laterale a favore della squadra di casa, e nonostante il gol del vantaggio non rinuncia certamente a continuare a proporsi in avanti. Ma allo stesso tempo il Fada non si perde l'anima e continua a proporsi anch'esso in avanti, scattando sulla fascia sinistra, pallone che viene spedito in calcio d'angolo. Batte Raffadale a cercare i compagni in mezzo, pallone che finisce però facile tra le braccia di Veli, che può certamente prendersi tutto il tempo a sua disposizione. Lo fa e lancia lungo per i compagni in avanti. Si ripropone nuovamente il TF davanti a cercare e quasi a raggiungere il guizzo vincente per raddoppiare il proprio vantaggio. Pallone che però sfila sul fondo. Nel frattempo arriva un altro cambio in casa TF, entra stavolta il numero 17 Parisi Riccardo.
lancio lungo da parte del portiere del Fada a cercare i compagni proposti in avanti, pallone si va a schiantare sulla difesa del TF che prova a ripartire e che riesce effettivamente a ripartire provando a costruire un'azione sulla fascia destra. Arriva il gol del 2-0, raddoppio da parte del TF. 2-0 dunque al velodromo Paolo Borsellino. Match che decisamente si sblocca in quest'ultima parte della seconda frazione di gioco. Cambia ulteriormente la musica al velodromo Paolo Borsellino, 2-0 per il TF Under 17 contro il Fada. Partita che aveva mostrato una grandissima parità in campo sia nella prima frazione di gara che nella prima parte della seconda frazione, che però ha iniziato a sbloccarsi nell'ultima parte del secondo tempo, regalandoci 2 gol entrambi realizzati dal TF. Nel frattempo arrivano altri cambi. Per il Fada entrano il numero 16 Arcoleo Roberto e il numero 18 Piazza Gabriel. Ancora una volta si propone il TF davanti, pallone però stavolta recuperato dalla difesa del Fada, che non può più assolutamente concedersi disattenzioni, che vuole quantomeno riacciuffare il pari al match nonostante manchino ormai poco più di 4 minuti al termine dei minuti regolamentari, perché vedremo quanti minuti di recupero assegnerà l'arbitro. Altra occasione che però riesce a essere concretizzata stavolta con Meli attento che in tuffo riesce a recuperare il pallone. Fallo ai danni del TF. Rimessa dal fondo per Meli, che cerca il lancio lungo per i compagni in avanti. Pallone che si va a schiantare sulla testa di uno dei giocatori del TF, che provano nuovamente a riproporsi in avanti, cercando il gol del 3-0 che avrebbe ormai definitivamente chiuso la partita. Pallone che però non riesce a trovare lo specchio della porta. TF ormai scatenato, che non rinuncia assolutamente, anzi approfitta del momento di confusione della squadra avversaria per infierire ulteriormente e continuare a proporsi in attacco.
Ancora TF, questa volta si propone sulla fascia destra. Altro fallo commesso ai danni del TF che regala invece no, fallo per il Fada, decide di battere subito corto per il compagno più prossimo, pallone che però nel tentativo di un cross si va a schiantare su uno dei giocatori del TF. Ormai la squadra ospite cerca il tutto per tutto e prova nuovamente a crossare in mezzo, pallone allontanato di nuovo dall'attentissima difesa del TF che ormai concede veramente poco agli avversari. Rimessa laterale battuta velocemente da Tarantino, pallone che va a finire facilmente sulla testa del TF che prova a ripartire. Nel frattempo Bosco prova a scattare sulla fascia destra, raggiunto però in tempo dal difensore. Entrata in ritardo di Bosco, sanzione verbale da parte del direttore di gara. Altro lancio lungo che però finisce facilmente tra le gambe della squadra ospite. Mancano ormai una manciata di secondi al termine dei 90 minuti. Vedremo adesso quanti minuti di recupero deciderà di assegnare l'arbitro. Lancio lungo del portiere, cercare un ulteriore tentativo d'assalto da parte della squadra di casa che non demorde, che non molla un centimetro fino all'ultimo secondo, decide di proporsi in avanti per cercare di calare il tris e chiudere ormai quello che è un match che sembra nei fatti già deciso. Fallo in favore del TF. Due gol che hanno sicuramente non di poco scombussolato la squadra avversaria, che mostra molta fragilità in questi ultimi minuti di gioco. Altro errore gravissimo da parte della difesa del Fada, che rischia forse un po' troppo. Il direttore di gara però lascia proseguire. Ancora possesso TF. Giocatore del TF che rimane a terra a seguito probabilmente di uno scontro di gioco. Riprende il gioco, ancora possesso TF che prova stavolta a proporsi sulla fascia sinistra. Attenzione, azione che però si concretizza in un contropiede da parte della squadra ospite, sprecato completamente. Nuovamente possesso palla del TF che prova il tiro da fuori area, che però si va a schiantare nella difesa della squadra ospite.
frattempo la panchina della squadra di casa invita i suoi a palleggiare, a gestire il vantaggio. Ormai mancano una manciata di minuti se non secondi al triplice fischio dell'arbitro, che certamente ha concesso qualche minuto di recupero in più a causa delle numerose interruzioni verificatesi soprattutto nella seconda metà di gara. Nel frattempo punizione in favore del Fada, che potrebbe cercare di accorciare le distanze per riaprire proprio negli ultimi minuti del match il gioco. Alla battuta Bella spedisce però il pallone troppo alto. Veliu non sembra avere alcun tipo di fretta, come giusto che sia, nel recuperare il pallone. Nel frattempo si va verso il quinto minuto di recupero, errore difensivo da parte del TF, però fortunatamente viene messa subito una pezza. Altro errore da parte del TF, che regala un possesso del Fada, che spreca però un tiro da fuori aria, ma per il direttore di gara può bastare così. Finisce 2-0 il match tra l'Under 17 del TF e il Fada.